Va ora in onda Friuli in Gol. Tutto il calcio in Friuli Venezia Giulia. Buon pomeriggio, l'edizione flash delle 18 con Franco Poiana, Radio Gioconda e Roberto Zanetti collegato. I temi del giorno: l'Udinese in vendita, Vicario al Bayern. Roberto, da dove iniziamo? Direi di cominciare dalla cosa più grossa, che è quella che dovrebbe avere anche più fondamento, cioè l'interesse al momento del Bayern per Guglielmo Vicario, il portiere dell'Empoli, portiere friulano in sport all'Empoli, che si sta mettendo ormai in evidenza. È già il secondo campionato che questo ragazzo fa parlare di sé, tanto da scomodare appunto l'interesse della società più potente di Germania, che è alle prese con il dopo Neuer e quindi sta valutando la possibilità di portare a casa Vicario. Sembra che l'offerta sia di una ventina di milioni. Corsi, il presidente dell'Empoli, che l'ha riscattato dal Cagliari la scorsa estate, sembra ne voglia 30. Se ne parlerà sicuramente, non credo a gennaio, perché l'Empoli vuole chiaramente tenere uno dei mattoni più importanti del suo edificio per raggiungere la salvezza, e poi a fine campionato sicuramente ne riparleremo. Certo, sarebbe veramente un colpaccio, soprattutto per Vicario, che insomma farebbe un salto di qualità notevole. Adesso non so se chiaramente andrà eventualmente al Bayern per fare il titolare, però già il fatto che questa grande società, ricordiamo che vince sempre in Germania con i bilanci soprattutto a posto, si sia interessata a Guglielmo, per il quale, ricordiamo, ci sono molte società che lo stanno seguendo, tra queste anche la Juve. E dopo Vicario abbiamo ancora 60 secondi a disposizione. Roberto, prima dei saluti, l'altro tema di giornata: Udinese in vendita? Sì, l'Udinese, la società ha smentito, è uscita oggi Tutto Sport con un titolo a 9 colonne. L'Udinese è americana, è una cosa che avevamo anche noi, sulla quale ci eravamo anche noi soffermati già lo scorso agosto, prima che cominciasse il campionato. Si vociferava appunto di un interesse di un paio di fondi americani per la società bianconera, che chiaramente fa gola per l'impianto, fa gola per il seguito, fa gola per i bilanci che sicuramente sono a posto, e quindi c'è questo interesse. Si dice che dal 1 luglio ci sarà il passaggio delle quote. L'Udinese si è affrettata a smentire, però si sa bene che di solito le smentite delle volte equivalgono alla conferma della notizia, quindi staremo a vedere se dopo 37 anni davvero Pozzo si farà da parte, oppure se continuerà la sua avventura in sella all'Udinese. Approfondimenti di questa e di altre notizie sul calcio regionale, in maggiori dettagli friuligol.it. Ricordiamo che è disponibile anche l'app gratuita Italia Gol. Grazie Roberto. Grazie anche a te e a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Hai ascoltato Friuli in Gol. Tutto il calcio in Friuli Venezia Giulia.